Sportivi siciliani, ben trovati anche per quest'oggi con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì alle 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Puntata importante perché ospiteremo un allenatore che in questo momento sta facendo molto bene nella sua categoria. Parliamo del campionato di promozione, parliamo dell'allenatore della Regina Mundi, parliamo di Gabriele Cipolla che salutiamo subito. Ciao Gabriele. Buonasera, buonasera e grazie. Allora Gabriele, tra poco parleremo anche chiaramente di Serie D, parleremo di eccellenza, parleremo anche di promozione. Proprio di promozione dobbiamo parlare in apertura della nostra trasmissione perché vorrei qualche accenno di questa Regina Mundi che, devo dire, è in questo momento terza in classifica, comunque sta lì a quasi un passo dal primo posto, 5 dal primo posto e 4 dal secondo. Che stagione è stata sin qui quella della Regina Mundi? Ma fino ad oggi possiamo indicarla come una stagione positiva per quello che è stato l'inizio, sicuramente non brillantissimo, anche perché sono arrivato saltando tutto quello che è la preparazione la base estiva. iniziale della stagione, sì, e anche se non sbaglio la prima di campionato di Coppa. Sì, no, ho saltato la Coppa, ho saltato, andata e ritorno non l'ho fatta, la prima di campionato ero già con i ragazzi. Sì, siamo vicini a quello che può essere il primo o il secondo posto, però al momento chiaramente ci sono delle altre formazioni che ci stanno davanti. Beh, voi vi siete comunque attrezzati per competere, c'è sempre la parentesi importante dei playoff, no? Sì, assolutamente, quella è una porta che può aprirti ovviamente quello che è il salto di categoria, così come la stessa cosa è la Coppa, perché abbiamo ancora un quarto di finale di ritorno da giocarci. All'andata avete perso 1-0 se non sbaglio, Sì, quindi ancora abbordabile anche il ritorno. Sicuramente, anche perché comunque è soltanto un gol, lo scarto e la differenza, però è chiaro che sappiamo anche che giochiamo in un campo storico, tosto, Certo, dove troveremo un ambiente caldo, però il calcio è bello perché non lascia mai, lascia sempre qualcosa bravo, aperto, bravo. Tra l'altro, parlando con te, ho visto e sottolineato anche che all'interno del vostro gruppo ci sono molti ragazzi, quindi stai lavorando anche con un gruppo giovane che potrebbe essere in un certo senso anche la base per la stagione successiva per questa Regina Mundi, a parte qualche nome importante di categoria, il fatto che comunque hai abbinato una nidiata anche di ragazzi, credo ti possa dare anche la possibilità di lavorare anche con più inventiva. Ma quello le categorie te lo impongono, nel senso che devi averli i ragazzi obbligatoriamente, dentro. questo sì. Devi averli, devi schierarli. Noi ne abbiamo qualcosa, credo come 9 all'interno della nostra sono rosa. Tanti, non sono pochi sicuramente, si alternano un po' tutti quanti, però dico che i ragazzi chiaramente stanno facendo il massimo di quello che possono fare e sono ben contento di come si stanno comportando. Prima di parlare di Serie D, l'ultima domanda proprio riguardante questo girone A del campionato di promozione che state disputando. In testa in questo momento il Montelepre, un po' a sorpresa ma devo dire anche con merito, a seguire questo Bagheria Calcio. Ecco, tra queste due chi ritieni quello che effettivamente forse è anche più mentalizzato per vincere il girone? A parte che ci siete anche voi volendo a 5 punti. Non mi sento di indicarti una delle due, però con Montelepre tra l'altro dovete rigiocare il ritorno, no? Dovete giocare il ritorno. Sì, dobbiamo ancora giocarlo. Sono due squadre che stanno facendo bene, sono due squadre che abbiamo affrontato nel girone d'andata e sono organizzate e strutturate per poter fare un campionato di vertice. Non a caso il Montelepre si trova lì, perché comunque ha dimostrato con merito anche di poterci stare. Poi per quello che è Bagheria chiaramente è una piazza importante e manca un po' il calcio da tanto tempo. E adesso finalmente hanno anche un bel campo, no? Ancora chiuso, ma però dico, è già un primo punto di partenza. Assolutamente sì. Bene, allora a questo punto abbiamo chiuso questa parte iniziale della nostra trasmissione con il nostro ospite, perché era giusto e doveroso parlare della squadra che lui sta allenando. Parliamo del Regina Mundi, parliamo di Gabriele Cipolla. Voltiamo subito pagina ed apriamo ufficialmente la nostra trasmissione, a questo punto parlando di Serie D.
Domenica importantissima, domenica sesta giornata di ritorno, Castrum Favara Paternò Calcio 2-2, FC Pompei Nis FC 1-1, vittoria fuori casa nel big match del Siracusa 2-1 contro la Regina 1914, Scafatese batte Akragas 3-1, pareggio tra Città di Sant'Agata e Città di Aciriale, così come Locri 1909 e San Biase. Nuovi Gea Virtus batte Licata Calcio 5-1, Ragusa Calcio batte Enna Calcio 1-0, vittoria fuori casa della Vibonese 2-0 nei confronti della San Cataldese. Con questa vittoria importantissima, a questo punto il Siracusa ha certamente messo probabilmente alla quinta direzione, ultimo chilometro di questo girone I certamente interessante di quest'anno. Siracusa in testa con 54 punti, 48 Regina 1914, con 46 il San Biase, 45 Scafatese e Vibonese Calcio, con 34 Nis FC, 33 Nuovi Gea Virtus, 31 Paternò, 29 Castrum Favara, con 26 Ragusa Calcio ed Enna Calcio, 23 San Cataldese e Locri 1909, 22 punti FC Pompei e Città di Aciriale, con 19 il Licata Calcio, 18 Città di Sant'Agata, chiude all'ultimo posto l'Akragas con 14 punti. È chiaro che si ritorna in campo subito domenica prossima, domenica 16 di febbraio, abbiamo già la schermata, Akragas Città di Sant'Agata, Enna Calcio Città di Aciriale, FC Pompei San Cataldese, Licata Calcio Regina 1914, Nis FC Castrum Favara, Paternò Calcio Ragusa Calcio, San Biase Scafatese, Siracusa Calcio che giocherà in casa contro il Locri 1909 ed infine Vibonese Calcio Nuova Igea Virtus. Allora partiamo subito con questo girone I intrigante del Siracusa e della Regina, parleremo tra poco, perché prima voglio chiederti che campionato ha fatto secondo te il Paternò e soprattutto la Castrum Favara, che è ritornata grazie anche comunque al titolo del Canicattì in Serie D? Ma secondo me stanno rispettando, forse facendo anche qualcosa in più rispetto a quello che si potesse pensare inizialmente, perché sono in una zona tra virgolette tranquilla. Un attimino hanno anche della gli allenatori di esperienza, giusto? Sono tra l'altro due allenatori che conosco, Infantino e Catalano, e tra l'altro con Catalano nel lontano 2001 siamo stati compagni di squadra a Milazzo. Addirittura? Quindi, sì. Però dico, secondo me stanno facendo molto bene e credo che comunque... È questa la loro dimensione, almeno per questa stagione, no? Ma guarda, il campionato è sicuramente durissimo, il campionato in girone I è difficilissimo, quindi per quello ti dico che loro sono comunque a ridosso da una serie di squadre importanti, chiaro, costruite per poter ambire al salto di categoria. Quindi secondo me loro stanno facendo veramente molto bene. Quindi la spartizione della posta ci può pure stare, 2-2, grande spettacolo, magari forse il Favara sperava di portare via tutti i 3 punti, però il pareggio poi alla fine ha accontentato tutti. Assolutamente sì, penso proprio di sì. È vero. Guardiamocelo gli highlights, il pareggio 2-2 tra Castrum Favara e Paternò Calcio. Partita affascinante ma comunque bagnata, quella tra Castrum Favara e Paternò, due squadre entrambe siciliane che stazionano appena sotto le magnifiche 5 del campionato di Serie D Girone I. Si gioca sotto la pioggia battente in un Bruncolleri che riaccoglie due grandi protagonisti della scorsa stagione in maglia giallo-blu, ovvero sia Mattia Retucci e soprattutto mister Gaetano Catalano. Con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano andiamo al film di questa partita che inizia subito con il Favara che ci prova con la conclusione dalla distanza di Vaccaro, che non scende in tempo per andare a complicare la vita al portiere ospite. Poi da questo calcio d'angolo, serie di trattenute, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore al Castrum Favara. Dal dischetto si presenta Sandro Baglione, che questa volta non sceglie il cucchiaio come ad Agrigento, sceglie la conclusione forte e potente che batte Mileto e porta in vantaggio il Castrum Favara, per la gioia dei presenti che hanno sfidato la pioggia. Ancora attacco vivo per la squadra catanese con il cross messo al centro e il colpo di testa e la palla che finisce in fondo al sacco. Il gol di Farignas sul cross pennellato da Flavio Francia. Azione sulla destra di Baglione che propone questo cross, la palla arriva al limite dove c'è la conclusione con il destro
e la palla che si perde di poco fuori, l'ha provata Loduca dalla distanza, poi uscita all'improvviso allo scoperto da parte del Paterno con questa conclusione che si perde fuori da parte di D'Alessio e poi calcio piazzato, trattenuta nel cuore dell'area. Il direttore di gara, il signor Noce di Genova, non ha dubbi, altro rigore. Questa volta dall'altra parte e dal dischetto si presenta Angelo Guida che spiazza, scuffia e mette in rete 1-2, rimonta completata dal Paternò. Poi azione sulla destra con questa palla messa in mezzo e arriva la zampata più attesa, quella di Nacio Varela per la rete del 2-2. Esplode il Broccoleri, esulta tutta la squadra del Castrum Favara per questo gol fondamentale per evitare la sconfitta alla formazione di mister Pietro Infantino, che dopo i 3 fischi emessi dal signor Noce porta a casa un punto importante per avvicinarsi sempre di più alla zona della salvezza tranquilla. Stessa cosa per il Paterno, che però si mangia le mani per il vantaggio sprecato nel finale. Ci piace sottolineare che è partita a questo punto la campagna promozionale anche dei Penalty Awards, è già uscita la data, 18 giugno 2025, sulla location bisogna ancora attendere qualche mesetto perché vi vogliamo tenere un po' in suspense. Ritorniamo a parlare di Serie D e ritorniamo a parlare della Nissa, perché la Nissa torna a casa con un bel pareggio da Pompei, una Nissa che comunque con Campanella ha voltato pagina. Certo, il distacco dal gruppo playoff è considerevole, però c'è da lodare la dirigenza, ma soprattutto lo staff tecnico che sta facendo un gran lavoro. Assolutamente d'accordo, anche perché non erano partiti sicuramente col piglio giusto e hanno cambiato qualcosa. Sì, a parte la guida tecnica, soprattutto qualche giocatore, no? Sì, e poi si sono rimessi un attimino in carreggiata, però dico, la Nissa obiettivamente ha una grande società, una grande struttura, e quindi quest'anno è un po' in ritardo, però per quello che un po' si sente dire la società è ambiziosa. Ambiziosa, è anche vero che poi vieni da una categoria inferiore, sì d'accordo, hai un budget considerevole, però è anche vero che per fare poi dopo comunque un campionato di vertice anche in Serie D, venendo dall'eccellenza, deve avere anche un po' più di forza mentale, non tanto organizzativa perché è super organizzata, però gradatamente si raggiungono gli obiettivi. Credo che anche tu sei d'accordo. È chiaro perché sono due campionati totalmente differenti. Assolutamente. E quindi si va per gradi. Si va per gradi, giusto. Perché per raggiungere qualcosa di importante è normale che devi avere un lavoro alle spalle di un certo livello e ci vuole forse anche del tempo in più rispetto a quello che si possa pensare. È vero. Chissà. Probabilmente magari la prossima stagione sarà la stagione giusta per la Nissa. Per intanto guardiamoci gli highlights. Pareggio in casa del Pompei, 1-1 il risultato finale. Il quinto posto dista 9 lunghezze, ma la Nissa vuole continuare a sognare. Impegno in trasferta per i siciliani sul campo del Pompei, formazioni che si affrontano nella 23esima giornata. La prima chance offensiva dei biancoscudati che ci provano con questo mancino in diagonale. Il pallone si spegne sul fondo, ci aveva provato Rodulo, dall'altra parte è Puntoriere che fa correre Rondinella a destra, il pallone finisce in mezzo, il cross infatti è per Sebe, il colpo di testa termina malamente sul fondo. Poco dopo la Nissa risponde grazie al rilancio di Cassano, sfera che dopo un passaggio a vuoto della difesa arriva Bonanno, sinistro immediato, pallone oltre la traversa, le occasioni si susseguono da una parte e dall'altra, cambio di gioco per Puntoriere, 1 contro 1 a destra, punta l'avversario, cerca il cross, riesce in qualche modo a effettuarlo, arriva un mancino che però viene deviato in corner. Sugli sviluppi dello stesso angolo, doppia chance clamorosa per il Pompei, si salvano i biancoscudati 2 volte sulla linea, ancora rimessa laterale lunga di Bocchetti, il pallone che arriva a Sebe,
siciliane sul secondo palo, riesce a coordinarsi ma la mette fuori. Minuto 45 sul finale di frazione, il Pompei ha ancora la chance con il lancio per Puntoriere che difende la sfera, la passa per via centrale a Vitale che vince il contrasto e prova di prepotenza a trovare il vantaggio. Sfera fuori, ancora un'occasione nel finale di frazione, sempre il Pompei che prova a bussare alla porta di Cassano con il pallone che finisce in mezzo, arriva la girata da parte di Vitale che va a calciare, Cassano va a deviarla sul palo, il pallone torna ancora al limite, sempre Vitale con il mancino, Cassano super a dire di no, si resta sullo 0-0 e finisce così il primo tempo. Inizia invece la ripresa, non cambia il copione, il Pompei alla ricerca del vantaggio, qui un calcio d'angolo pericolosissimo, non arriva la deviazione vincente, 56esimo, rimessa laterale, pallone allontanato, c'è Sepe e poi c'è il tocco sotto porta di Puntoriere da bomber vero, da bomber navigato, anticipa tutti, è un gol potenzialmente enorme nella corsa play out del Pompei. Rivediamo le fasi finali, il tocco mancino sotto porta di Puntoriere al 65esimo, Tomte recupera il pallone a destra, prova a prendere il fondo, cerca lui la conclusione, mano di richiamo per Cassano che chiude il primo palo, poco dopo rilancio dalle retrovie, il pallone in zona Diaz, poi una deviazione favorisce invece Samaché che la va a spizzare ancora per Diaz, è l'occasione del pareggio ma Diaz la controlla male favorendo il portiere avversario. Siamo nel finale, siamo nel recupero, cerca dall'altra parte il Pompei trovare il 2-0, invece la Nissa al 96esimo cerca il gol del pareggio, un pallone che viene scaraventato in mezzo da rotule, arriva il gol di Diaz che pareggia i conti. Ci sono però le proteste perché a inizio azione era stata interrotta così l'offensiva del Pompei da questo evidente tocco con la mano di un calciatore bianco scudato. È tutto allora tra Pompei e Nissa, pari e patta come sempre. Alla prossima. E parliamo subito del big match del Granillo, Regina 1914, Siracusa Calcio. Che partita! Non sembrava neanche un incontro di Serie D, diciamolo pure. E un po', se devo essere sincero, questa Regina secondo me ha deluso le aspettative, era caricatissima, anche troppo forse evidentemente, nei confronti di un Siracusa che invece veniva sì da risultati positivi, ma che comunque insomma non aveva quella determinazione che invece aveva dimostrato nelle settimane precedenti proprio questa Regina. Alla fine ha vinto comunque forse un po' più l'esperienza? Ma intanto hai detto bene, è una partita che forse c'entrava poco con la categoria, perché stavano 7.500 spettatori, di cui 700 siracusani. Sì, una cosa pazzesca per la Serie D. E quindi è sicuramente uno spettacolo bellissimo. Poi io obiettivamente, da buon siciliano, tifo per le siciliane, è normale, però ti dico che non mi aspettavo quindi questa concordi su vittoria questa in trasferta, quindi è stata una bella sorpresa, francamente. È stata una bella sorpresa, un Siracusa che a questo punto ha 6 punti. Non credo che abbia però scritto la parola fine a questo girone di Serie D. Sei d'accordo? Sono d'accordo, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo in un campionato difficilissimo, con squadre molto attrezzate. È chiaro che ha vinto uno scontro diretto importante, mettendo seriamente un bollino addosso a quello che è il campionato, perché si sa che dipende da loro adesso. Chiaro. Però è dura, è lunga ancora, e mai abbassare la guardia. È lunga, però è anche vero che in questo momento il Siracusa dispone probabilmente anche di una panchina più lunga. Quando ti puoi permettere addirittura convitto in panchina, ti fai delle domande e cerchi di darti delle risposte. Condividi? Ma queste sono quelle società che programmano e che decidono all'inizio di volersi giocare seriamente quello che è il salto di categoria. Certo, è vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la bella vittoria fuori casa del Siracusa 2-1 contro la Regina 1914. Il Siracusa ribalta la Regina e vola più 6 in testa alla classifica. Turati propone il 4-2-3-1 con Iovino in porta, Susse, Baldan centrali, Pistolesi e Puzzone sugli esterni, con Candiano in cabina di regia, con accanto Marco Palermo, Russotto sotto punta Maggio con ai lati Alma e Di Grazia. Partenza sparata della Regina di Trocini al terzo minuto, gran parata di Iovino sul colpo di testa di Girasole.
Al quinto minuto gol annullato a Barranco per netta posizione di fuorigioco. Ancora la Regina all'11° con il destro strozzato di Ragusa con la palla che si perde fuori. Al 20° è la volta di Renelù per Ragusa, la sponda per Barranco che non ci arriva per un soffio. Finalmente si vede il Siracusa. Al 21° Palermo, gran percussione, si presenta davanti al Lagonigro, ma la sua conclusione finisce sul ginocchio del giovane portiere Amaranto. Al 27° tacco di Alma, Puzzone può andare via, mettere in mezzo il pallone per Maggio, il colpo di testa però finisce alto. Ancora Siracusa al 29°, sempre fascia destra con Puzzone, Palermo mischia nell'area di rigore della formazione di casa con Russotto che viene anticipato di un soffio dal giovane Giulio Dori. Ancora una volta quindi gol sbagliato, gol subito, perché al 38° la punizione di Salandria trova la testa di Girasole che anticipa Jovino e Sus e fa esplodere il Granillo. Nella ripresa grande Siracusa e Regina che in pratica resta negli spogliatoi. Gli aretusei dominano il match. Al quarto destro di Russotto telefonato parato dal portiere Lagonigro, ma al quarto d'ora gli azzurri passano. Sus pareggia sul cross di Di Grazia con la palla che viene messa in rete di testa, primo centro del centrale argentino in campionato. Passano 2 soli minuti ed è ancora Sus, stop di petto, sinistro chirurgico e palla che si spegne all'angolino dove non può arrivare Lagonigro. Prova a reagire la Regina al 31°, Urso per Girasole, sempre di testa, la palla però finisce fuori. Al 33° sinistro di Sarao da fuori, parato facilmente a terra. 37°, sempre Siracusa, Di Grazia, di testa, la sua torsione, ma la palla che finisce fuori. Nei minuti di recupero, al 49°, l'ultimo sussulto Amaranto con la sforbiciata di Cham, parata da Jovino. Siracusa a +6 su Regina e Sambiase. Domenica prossima match interno al De Simone col Locri e trasferta per la Regina in quel di Licata. È il momento di parlare della crisi Akragas che torna a casa con un'altra ennesima sconfitta. A Scafati è andata malissimo 3-1. Agrigento che a questo punto dovrà probabilmente piangere e dare addio a questa categoria ottenuta qualche anno fa anche con grandi sacrifici, a dimostrazione che non ci si inventa. Non so se sei anche tu di questa idea. Non ci si inventa in Serie D, se non hai la mentalità e non hai i mezzi, soffri. Dispiace per un'altra piazza importante come Agrigento, perché rivederla in queste posizioni di classifica francamente non è bello. Però è chiaro che se fin dall'inizio ci sono delle problematiche che comprendono un po' tutto, è normale che poi si fa fatica a tirarsi fuori e a raggiungere quello che è un obiettivo minimo della stabilità stagione. organizzativa è fondamentale. D'altra parte anche dal punto di vista tecnico si sono alternati troppi allenatori e quindi questo poi alla fine lo paghi e le conseguenze sono che sei ultima in classifica con 14 punti, una dirigenza che si è completamente disciolta nel nulla, ha praticamente consegnato la squadra al sindaco, addirittura un politico si è messo in prima linea per fare la trasferta addirittura a Scafati. Questo ci fa capire che in Serie D rischi tantissimo se non hai una idea organizzativa, i mezzi organizzativi e soprattutto un portafoglio, perché ormai la Serie D, diciamolo pure Gabriele, è anche fatta di un certo tipo di giocatori, di certi ingaggi che se non sono all'altezza ti mettono in grande difficoltà. Assolutamente d'accordo, poi non conoscevo queste dinamiche nello specifico ed è chiaro che se succede questo chiaramente ci sono dei problemi alla base
È normale anche che mi metto nei panni di chi sta all'interno dello staff del gruppo squadra, che non è semplice poi poter lavorare in modo sereno e affrontare, nonostante si possano avere delle lacune, ma comunque non si affronta serenamente quello che è la programmazione a una gara. A una gara, è vero. È finita invece in parità 1-1 tra Città di Sant'Agata e Città di Aciriale, due società in grande difficoltà. È una situazione un po' difficile, soprattutto in casa del Sant'Agata. Non scherzano neanche ad Aciriale, a dimostrazione che quello che abbiamo detto per l'Acragas un po' viene ripreso anche sull'andamento organizzativo e societario per queste due società. Sta un po' meglio il Città di Sant'Agata, mentre invece l'Aciriale, sappiamo delle dimissioni anche del presidente, probabilmente tutto questo porterà, non è escluso, ad una situazione di classifica che può solo peggiorare in questo momento. Ma sì, sicuramente. L'Aciriale è un'altra di quelle piazze importanti che ci sono in Sicilia, tra l'altro ci ho giocato nel 2008. E 2009. quindi conosci bene anche il calore del loro tifoso. Conosco bene tutto l'ambiente, tutto quanto, e che è un ambiente che ti fa sentire veramente importante, cioè lì sei un giocatore a tutti gli effetti. Sì, è vero. Ci sono delle pressioni alte e delle aspettative alte, ma perché comunque la piazza è nelle condizioni di poterlo fare. Devi stare sempre sul pezzo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista societario, se no rischi giustamente di imbarcarti. I tifosi sono esigenti, per come è giusto che sia. Hanno il palato fino anche. Hanno il palato fino, però negli ultimi anni, devo dire obiettivamente, ci avranno anche le loro ragioni, perché non si è mai usciti fuori da queste situazioni, da queste un po' così. Perché poi la Serie D rischia di essere anche un po' sabbie mobili, hai la possibilità di tirarti fuori, ma se sbagli sprofondi e poi risalire è sempre molto difficile. Assolutamente. Senti, sì. invece voglio parlare del Sambiase che pareggia in casa dell'Ocri 1-1, tra poco vedremo anche gli highlights, ma il Sambiase perché poi alla fine ha un po' mollato dopo la bella vittoria a Siracusa, secondo te? Tu che hai fatto il calciatore sai benissimo che nella mente dei calciatori dopo una vittoria importante, insomma, l'entusiasmo aumenta, invece soprattutto all'indomani di quella grande vittoria in casa del Siracusa è successo qualcosa nella mente dei giocatori? E allora, intanto è una squadra che mi fa simpatia per quello che è, vero, perché so che comunque Sambiase è un quartiere di Lamezia. Sì, è vero. Stavano facendo qualcosa di ma stanno facendo neopromossa, tra qualcosa di straordinario. Hanno fatto una gran vittoria a Siracusa. Poi lì cosa subentra? Lì subentra anche un fattore che magari è un effetto contrario, nel senso che fin quando il rincorri della medaglia e vai ad inseguire e c'è quell'entusiasmo giusto, bene. Se poi sei in testa devi avere la forza, la maturità, l'esperienza di poter mantenere quello che è la vetta, e lì magari dietro c'hai delle squadre che sono un po' più abituate a tenere la testa della classifica, a tenere la pressione che si può avere addosso. Sono più addosso. forti mentalmente. Probabilmente sì. Vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, il pareggio in casa dell'Ocri da parte del Sambiase. Dopo l'Ocri Sambiase 1-1 vale 2 volte il numero 18, la prima perché l'Evec sfuma il vantaggio dal dischetto, la seconda perché Umbaca inverte la bilancia della gara nella ripresa e il Sambiase aspetta il momento giusto per colpire e il Locri si ritrova dopo 63 minuti a rincorrere il pari. Fino ad allora libertà d'espressione per entrambe, l'intenzione di far scoprire l'avversario e la palla a filo d'erba per le progressioni offensive. Il Locri inizia le prove al 9° minuto, quando però brilla di più il Sambiase con la ripartenza di Ferraro e Capitano Aquino gli punge la palla in fallo laterale pur di non farlo concludere. Zerbo invece sceglie la soluzione dalla distanza e lo fa con efficacia all'11° e al 32°. In mezzo ci sono 20 minuti di soluzioni sterili ma costantemente in rialzo, come se ci si aspettasse che il tiro di Simonetta del 12° fosse solo un avvertimento, perché in realtà in quella situazione Giuliani salta come un grillo da terra perché risulta forte la conclusione dell'ex Sassuolo.
Invidiabile il Sambiase, gruppo compatto nell'umiltà del lavoro e nella continuità dei risultati, per una posizione che lo pone infatti sotto osservazione da vertice. Infatti appare banale quasi il fallo da rigore che al 18° consegna all'Evec una palla d'oro, palla sulla traversa. Tutt'altro che timido il Locri, rimodellato negli ideali e nelle pretese personali. Al 39° Ficara tenta la conclusione dal fondo, da dove è difficile però imprimere efficacia alla palla e Giuliani la abbraccia senza brividi. 2 minuti dopo Zerbo cavalca buona parte del campo e a fermarlo ci pensa Kremenovic. Allora il Locri disegna il secondo peccato della domenica, la chiamiamo così, la triangolazione Ficara-Reis-Levec. Palla dal primo al centro per l'attaccante brasiliano che litiga con il rimpallo della marcatura, ma apre comunque la strada all'Evec. Pallonetto su Giuliani e palla che si invola eccessivamente. La ripresa riserva un agonismo diverso, più affinato nella ricerca della palla filtrata, della fuga dell'uomo. Ficara per esempio incarna l'idea più di una volta, ma non giunge all'obiettivo. Al 4° per esempio è stoppato in fase di conclusione. Il 18° è il momento del cambio di rotta. Umbaca si esprime in assist che taglia l'area, parte una nuova azione e lui si ritrova ad essere servito per uno stacco di testa che non tradisce. Ed è la stessa storia da 10 anni, dalla Vigora alla Promosport sino al Sambiase. Il guizzo di stile porta i giallorossi in vantaggio. Al 25° Zerbo non vuole insaccare, a 2 passi dalla porta la palla del KO Amaranto, così il Locri risorge. Zito rinfresca la fascia destra con Scarfiello, tonifica il centrocampo con la rosa, immette pelle per avvicendare la punta, mentre Reis esce per l'ex palmese Molva Agar. Al 37° Pelle riceve palla al centro, fa un passo verso l'area, scarica sul guantone di Giuliani che non devia. L'1-1 finale lo decidono però indirettamente Umbaca e Zucco, che nei 4 minuti di recupero mancano la porta dalla distanza. Complimenti alla Sambiase per la grandissima stagione, così come si è ripresa molto bene la nuova Igea Virtus, in questo caso domenica ai danni di questo Licata. Io direi di parlare del Licata. Secondo te cosa è successo quest'anno? Perché anche lì c'è stata un po' di confusione tecnica, Romano che è andato via, poi è ritornato, questo qui non è stata una cosa positiva per la squadra agrigentina, perché l'ha portata probabilmente solo ad inseguire, e quando tu insegui soltanto non hai un attimo per rifiatare, va male. Ma sicuramente perché avendo spesso, perché è successo spesso il cambio della guida, lo staff, il direttore. In questo caso il cambio con Coppa è andato malissimo, è andato male. 4 partite, 4 sconfitte. Poi il perché non lo conosciamo, certo, non lo sappiamo, sì. lo sapranno bene loro, però è chiaro che non ti aiuta, e il Licata, insomma, si pensava all'inizio potesse fare un campionato un attimino Può farcela diverso. a salvarsi quest'anno, No. quantomeno ad andare nei play-out in una posizione ottimale? Perché attualmente è nella posizione più sbagliata per i play-out. Attualmente sì, però ci sono tante partite e tanti scontri diretti ancora da giocare. E quindi Sei ottimista? sì, perché avevamo detto a microfoni spenti Sì, è vero. che se ti giochi bene gli scontri diretti riesci a tirarti Riesci fuori, a tirarti perché davanti far punti con quelle È molto difficile, dura. è molto dura. Guardiamoci questo momento di goleata purtroppo ai danni del Licata, una goleata che ha visto la nuova Igea Virtus certamente trionfare anche dal punto di vista tecnico in una maniera eccelsa. La vittoria finale è stata considerevole, si è conclusa 5-1 per i messinesi.
Ligia Virtus non concede sconti nemmeno al Licata, che dal Contres Barone piega per 5-1, centrando così la terza vittoria di fila. La formazione giallorossa parte subito forte, trovando il vantaggio dopo 7 minuti con Bonavita, che direttamente da calcio piazzato supera Choco Kama, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2004 si tratta della prima rete in campionato. Il numero 4 giallorosso concede il bis al 32esimo, quando con un tiro da 30 metri sorprende l'estremo avversario, firmando così la sua doppietta di giornata. L'11 barcellonese non si ferma, trovando 7 minuti più tardi anche il tris con Gambino, bravo a capitalizzare al meglio l'invito di Carullo per il gol del 3-0 e che gli vale come secondo sigillo consecutivo in maglia giallorossa. Il Licata prova a venire fuori dal guscio, ma il tentativo al 43esimo dei giallo-blu non crea patemi a Belmonte. Nella ripresa però Ligia Virtus si riporta in avanti e dopo 3 minuti Bonavita sfiora la tripletta di giornata con un sinistro dal limite che non trova la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che i barcellonesi centrano comunque all'81esimo, quando Calafiore con un preciso diagonale mancino dal limite batte Choco Kama, facendo così Ligia Virtus 4, Licata 0, e per Calafiore si tratta della quarta rete in campionato. Gli ospiti hanno comunque un sussulto d'orgoglio e dopo un tentativo finito di poco alto sulla traversa, i gialloblu accorciano le distanze al minuto 89 con Tuzai, che di testa mette alle spalle del portiere il gol dell'1-4, ma 60 secondi dopo Ligia Virtus ristabilisce le distanze grazie a Balsano, che da pochi passi mette in rete, fissando il punteggio sul definitivo 5-1 per i giallorossi, mentre per il classe 2006 è la prima firma con la maglia egeana. Con questo successo il sesto casalingo, nono complessivo in campionato, Ligia Virtus sale in classifica, quota 33 punti e si porta in settima posizione, mentre il Licata rimane fermo a 19 al terzultimo posto. Abbiamo le ultime due partite per quanto riguarda questo girone I del campionato di Serie D. La prima riguarda il Ragusa, che vince una partita importantissima con l'Enna. E ad Enna secondo me sta un po' suonando la campanellina della preoccupazione. Tra l'altro il primo tempo quasi sotto la nebbia, poi per fortuna è andato un po' meglio, e il Ragusa continua a vincere. Si è tirato fuori da un paio di settimane con caparbietà, quella che forse in questo momento sta mancando in casa Enna, che ha invece vissuto troppi pareggi nel suo percorso finale. Sì, probabilmente sì, anche perché non è una frase fatta, ma vincere ti aiuta a vincere, a far bene, a lavorare con serenità. È vero. E quindi è chiaro che inanellando una serie di risultati positivi ti porta ad avere quella tranquillità, ad acquisire quell'autostima che magari ti fa star bene durante la settimana. Ma tu non pensi che comunque entrambe le squadre sono due squadre tranquille, che non dovrebbero avere problemi di retrocessione? Obiettivamente credo di sì, che non dovrebbero avere alcun problema, a meno che non caschi il mondo. Diciamo, aspettiamo ancora un po', qualche settimana. Sì, ma questo lo sanno benissimo anche loro, certo, è normale, chiaro. però penso che non siano queste le squadre interessate alla corsa. Condivido. Allora chiudiamo invece con la sconfitta, ahimè, in casa della San Cataldese ad opera di una Vibonese che comunque continua a vincere. Probabilmente non riuscirà a vincere il suo girone, però è anche vero che ha dimostrato di essere una società seria, che continuerà a giocare per vincere tutte le sue partite. È chiaro sì, perché anche lo scorso anno la Vibonese ha provato a fare una corsa folle, ma stava un'altra Ferrari avanti. Due Ferrari volendo, perché c'era anche il Siracusa che non scherzava mica. Però dico, queste sono delle società strutturate bene, abituate a fare questi campionati, molto esperte nelle categorie, società sana da quello che si sa in giro. Sì. E che credo proverà fino alla fine a fare il massimo, a fare meglio possibile. San Cataldese è un po' inghiottita anche nella zona retrocessione, però è anche vero che forse la mentalità di Piratella potrebbe essere l'arma vincente per questa parte finale, che diventa sempre più importante per una squadra che deve salvarsi. Sì, ovviamente più passa il tempo più i punti pesano, però credo che la San Cataldese
ha anche dimostrato di avere quella caparbietà di una squadra che sa cosa ci vuole bene per ottenere una salvezza. Infatti, e io sono convinto che la San Cataldese dovrebbe tirarsi fuori, perché ha la mentalità dei suoi giocatori, la mentalità dura, decisa di mister Pidatella, e poi c'è un pubblico che sappiamo benissimo, antagonista della Nissa, è un catino quello stadio. Che quindi conosco benissimo. Quando vai a giocare lì, insomma... Ci ho giocato, ci ho fatto una stagione e so quanto sono... caldi e ti trascinano quelli che sono i ragazzi del comando. Voglio chiudere sulla Serie D e voglio un pronostico secco. È fatta per il Siracusa? Sì o no? Non tergiversare. Sì o no, ti dico sì. Se mi dici sì o no, ti dico sì. Perché ormai, scusa, 6 punti dalla seconda, diciamo che... Però è bello, dai, è bello perché è una siciliana che... Beh, volendo siamo soltanto alla sesta di ritorno, ci può anche stare questo tuo dubbio. No, ma il dubbio c'è, ma è normale perché... ripeto, c'ha dietro le inseguitrici sono squadre importanti, però mi auguro veramente con tutto me stesso che possa tornare nei professionisti Siracusa, ma così come me lo auguro per tante altre siciliane che mancano da tempo, perché noi abbiamo anche comunque bisogno di avere più squadre in Lega Pro, aiutano tutto il movimento dilettantistico, sì. Lo sappiamo benissimo, sì. È vero. Ci dobbiamo fermare, abbiamo la pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio e avremo i 2 gironi del campionato di eccellenza, intriganti più che mai. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Noi di Penalty siamo ovunque, potete seguirci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook Penalty oppure anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, ma siamo soprattutto in diretta il mercoledì a partire dalle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Tra l'altro, se volete rivedere anche questa puntata c'è la versione on demand, basta andare sulla piattaforma HBB TV sempre del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Apriamo la seconda parte e lo facciamo subito con il campionato di eccellenza, lo facciamo con il girone A. È
successo praticamente di tutto. Guardiamo subito la schermata dei risultati, è la sesta giornata del girone di ritorno, addirittura l'Athletic Club Palermo perde in casa contro l'Unitas Sciacca 1-0, pareggio tra Castellammare e Casteldaccia, Città di Gela che vince in casa della Parmonval all'ultimo istante per 1-0, Accademia Trapani batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-0, Don Carlo Misilmeri batte Lascari Cefalù 2-0, vittoria della Folgore Castelvetrano, vittoria anche per il San Giorgio Piana ed infine pareggio tra Super Giovane Castelbuono e Città di San Vito Lo Capo. La classifica è certamente molto interessante perché a questo punto le distanze si sono ancora ridotte. Città di Gela al secondo posto con un solo punto di distacco dall'Athletic Club Palermo al primo posto con 50 punti, 42 Unitas Sciacca, 35 San Giorgio Piana, 34 Don Carlo Misilmeri, 30 punti il Castellammare con 29 Accademia Trapani e Marsala 1912, 27 Parmonval, 24 Folgore Castelvetrano con 23 Super Giovane Castelbuono, 21 punti Partini Caudace e Casteldaccia, 20 Città di San Vito Lo Capo, 17 Oratorio San Ciro e San Giorgio, chiude all'ultimo posto Lascari Cefalù con 9 punti. Beh, tutto potevamo pensare, ma che il distacco si assottigliasse così in questo girone A è stato un po' inaspettato, perché a questo punto il Gela è a un passo dal primo posto e tra poco c'è lo scontro diretto. Quindi cosa vuol dire? Che l'Athletic deve guardarsi bene le spalle e soprattutto il Gela, che è in serie utile da parecchie settimane, a questo punto non può più mollare. Ma credo che il campionato sia sempre stato aperto comunque, perché soprattutto con queste due squadre, con queste due squadre che se la giocheranno fino alla fine, e di questo ne sono certo. E tu da ex come prevedi che andrà a finire, soprattutto lo scontro diretto tra qualche settimana? Ma sarà una partita sicuramente difficilissima, dove giocheranno in modo attento entrambe le squadre, certo, perché chiaro. Sanno che si giocano veramente tanto. Si giocano la stagione poi. Si giocano la stagione, poi è chiaro che non puoi sapere bene come le dinamiche di una gara, come ci arrivano poi soprattutto come le ci arrivi squadre, e quant'altro. Però dico, penso che in questo momento stiano facendo un cammino importante entrambe le squadre, con giocatori di esperienza da entrambe le squadre, perché insomma Gela sappiamo benissimo un'ossatura matura, che ha già vinto parecchi campionati, ha vinto il campionato a Enna, ha vinto il campionato a Giarre. Gaspare Cacciola conosce molto bene la categoria, e dall'altra comunque l'entusiasmo di una squadra che vuole effettivamente diventare la seconda squadra di Palermo e ha tutti i mezzi per farlo. Ma assolutamente sì, anche perché la società è strutturata veramente bene, nel senso che loro fanno quello che stanno facendo perché sanno cosa possono fare, conoscono bene il progetto che hanno e dove vogliono arrivare. Quindi hanno gettato le basi per poter puntare in alto. Poi è chiaro che da lì ad ottenere il risultato ci sono anche gli avversari che sono anche di un certo livello. Con grande rispetto, certo, anche perché il Gela non la inventi così. No, dico, è una piazza anche che in eccellenza francamente non c'entra nulla, quindi sappiamo quanto sia difficile per entrambi raggiungere. Una cosa è certa, sarà veramente un big match da non perdere. È andata male comunque all'Athletic Club Palermo questo weekend, proprio perché, ahimè, hanno perso in casa contro l'Unitas Sciacca 1-0. Però, ad essere sincero, probabilmente l'Athletic Club Palermo meritava di più. Guardiamoci gli highlights. Un saluto dal Favazza di Terrasini, ben tornati, 21esima giornata di campionato del girone A di eccellenza. Si affrontano Athletic Club Palermo e Unitas Sciacca Calcio per una partita importantissima da ambedue le parti. Athletic Club Palermo a 50 punti in classifica per arrivare allo scontro diretto con il Città di Gela tra 2 settimane con la stessa distanza, ovvero più 4 punti. Unitas Sciacca a 39 punti alla ricerca di punti preziosi per consolidare il terzo posto e, perché no, agganciare le prime due in vetta. Di testa Cari, occhio al pallone, conclusione che arriva adesso, Bongiovanni
Bongiovanni mette a terra il pallone ancora in gioco, poi Cipolla sul pressing di Spinola che controlla, ancora Spinola, si vesta un po' i piedi con Micoli, Valenza apre bene per Salazar di testa, Cheba blocca Micoli di testa, occhio alla corsa di Spinola, taglia davanti a Cipolla, Spinola, poi serve il pallone per Bongiovanni, scava Cheba, non c'è nulla. Qui l'attacco di Concialdi, regolare per il direttore di gara, ancora il numero 23, largo il pallone verso Crivello, può andare alla conclusione, Crivello cerca invece il cross, Micoli di testa, vola Cheba e concede il corner, ancora il pallone per Concialdi, ancora un sinistro di testa, Torres, pallone che non è in porta secondo il direttore di gara. 0-0, resiste il pareggio tra Atletic e Unitas Sciacca. Va Concialdi con il sistema, colpo di testa di Torres, c'è un contatto, forte con il braccio, ma per il direttore di gara si continua, non c'è nulla. Ma quante occasioni ci sono da recriminare in questo primo tempo. Qui Concialdi di testa, Micoli colpisce il palo. Camarà va via a Concialdi. Il movimento qui centrale, occhio alla conclusione, può andare con il destro, pallone in rete, la sblocca l'Unitas Sciacca con Margaritini, ripartenza sul pallone preso a Concialdi, poi Margaritini sfrutta lo spazio centrale e con il destro batte Romano, passa in vantaggio l'Unitas Sciacca, 1-0 Margaritini, pallone giocato per Crivello. Dentro il pallone per Mistret, una buona giocata, Mistret nella rete di rigore, c'è contatto, sì! Calcio di rigore per l'Atletic! Fischia il direttore di gara, va apprezzabile, altissimo apprezzabile, cestina il pareggio dell'Atletic. È successo veramente di tutto, peccato, però adesso bisogna fare di questo risultato negativo buon uso, perché c'è in preparazione questo scontro diretto contro il Città di Gela. Vedremo come andrà a finire. Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra trasmissione adesso parlando del girone B del campionato di eccellenza. Giocata la sesta giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Nebros batte Città di Mister Bianco 1-0. Gioiosa batte Rosmarino 2-0, pareggio tra Real Siracusa Belvedere e Milazzo, vittoria fuori casa del Modica Calcio contro l'Imesi Atletico Catania 94, vittoria anche fuori casa per l'SC Palazzolo, pareggio tra Leonzio e Leonfortese ed infine pareggio anche 2-2 tra Mazzarone Calcio e Città di Aci Sant'Antonio. Invece si sta giocando adesso la partita tra Vittoria e Città di Modica 2020. Questa è la classifica, al primo posto il Milazzo con 48 punti, 46 il Modica, con 41 Nebros, 40 Vittoria, 36 Città di Avola 2020, con 30 punti Mesi Atletico Catania, 27 per Leonzio e Gioiosa, con 26 SC Palazzolo, 25 punti Ionica FC, 23 Leonfortese e Rosmarino, 18 Città di Aci Sant'Antonio, 17 punti Real Siracusa e Belvedere, con 15 il Mazzarone Calcio, ultima in classifica Città di Mister Bianco con 6 punti. Dobbiamo subito farvi sentire le parole di Angelo Bognanni, però prima voglio sentire il parere del mio ospite, di Gabriele Cipolla. Secondo te come andrà a finire? Perché a questo punto sarà ancora una volta lo scontro diretto a decidere le sorti di questo girone? Ma altro girone difficile, sicuramente, con tante altre società un po' di più rispetto al girone A, sì, attrezzate per provare a fare il salto di categoria, e gli scontri diretti arriveranno e probabilmente stabiliranno qualcosa di più concreto. Dobbiamo capire come ci arrivano entrambe le squadre. Assolutamente sì, però penso che indipendentemente da quello, io credo che il Milazzo stia facendo una grandissima stagione, perché magari alla vigilia del campionato probabilmente non era indicata come la squadra che potesse giocarsi il salto di categoria. È vero. E invece vanno fatti obiettivamente i complimenti.
altra piazza per la quale simpatizzo perché ho militato anche lì, e infatti, quindi sei stato anche tu a Milazzo, quindi non me ne voglia nessuno. Fa parte però della tua sfera affettiva calcistica. sì, non conoscendo ovviamente gli altri, sì, se devo indicartene una, sì. Benissimo. Guardiamoci questi highlights, ma contemporaneamente sentiamo anche la voce di Angelo Bognanni, allenatore che in questo momento è al primo posto nel girone B del campionato di eccellenza. Sotto molti punti di vista abbiamo fatto un'ottima partita a livello di costruzione, sia sul tratto basso, sul tratto medio, anche sul tratto alto. Siamo arrivati spesso quasi al limite dell'area di rigore avversaria, siamo arrivati molto spesso in zona rifinitura. Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 25-30 metri a fare la scelta giusta e andare convinti a colpire questa palla molto spesso che danzava dentro l'area. Però ci vuole equilibrio perché stiamo facendo un campionato straordinario, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario e anche oggi hanno fatto una buonissima partita, non abbiamo subito un tiro in porta in casa qua del Real Siracusa Belvedere, non abbiamo mai rischiato per tutti i 95 minuti e invece abbiamo costruito tanto. Ripartiamo da qui, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché i ragazzi anche oggi in un momento della stagione che è importante stanno facendo davvero bene, quindi ci rimbocchiamo le maniche, lunedì riprendiamo a lavorare e subito pronto con la testa a Mazzarrone, perché col Mazzarrone in casa sarà un'altra battaglia. Poi un'altra cosa vorrei dire, purtroppo in settimana ci sono state molte polemiche, purtroppo in settimana molte squadre, molte persone parlano, hanno alzato i toni, oggi anche qui su ogni occasione, in ogni situazione siamo stati bersagliati dagli avversari, ma non è colpa del Real Siracusa Belvedere, purtroppo c'è un clima ostile, da una parte ci fa piacere perché vuol dire che stiamo dando fastidio, vuol dire che questa squadra non doveva essere prima, vuol dire che questa squadra dà molto fastidio ad altre squadre che pensavano di fare un campionato tranquillo per poterlo vincere, e anche oggi chi ha visto la partita ha visto una squadra che è stata danneggiata. Smorziamo i toni, pensiamo a giocare, pensiamo a lavorare, non cerchiamo alibi, è colpa nostra se non siamo riusciti a fare gol, a vincerla, però come ho detto poco fa ai ragazzi ci sono 9 partite, 9 finali, ripeto, noi non ci lamentiamo degli arbitri, però ci vuole equilibrio, anche noi facciamo sacrifici e quello che noi facciamo in campo deve essere premiato il giusto, se noi meritiamo è giusto che ci danno il rigore, ripeto, diamo molto fastidio perché il Milazzo non doveva essere primo, doveva essere quarto, quinto, doveva lottare per entrare forse nei playoff, però a qualcuno questa cosa dà fastidio e ha aizzato un pochettino il tiro verso di noi. Noi pensiamo a lavorare, nel rigore di oggi lo vedrete è nettamente clamoroso su Iandus, la partita poteva cambiare, però andiamo avanti, non ci fermiamo lì, non faremo comunicati, non faremo nulla, pensiamo solo a lavorare. Quello che è nostro è giusto che viene dato, perché c'è una società che fa sacrifici enormi, ci sono dei giocatori che fanno sacrifici tutti i giorni, c'è una tifoseria che fa sacrifici facendo centinaia di chilometri per seguirci e quindi è giusto avere la nostra situazione, è giusto avere quello che ci meritiamo. Con questa squadra sono pronto ad andare in guerra, ci vado in guerra ogni giorno, ci vado in guerra ogni domenica, ogni sabato quando si gioca. I ragazzi onoreranno la maglia fino alla fine, dando il cuore, dando l'anima, dando tutto, perché la maglia del Milazzo è importante. Dobbiamo onorare una tifoseria straordinaria, anche oggi di sabato erano molto presenti, una società che fa sacrifici nonostante tutto, nonostante le difficoltà del momento, perché è un periodo di crisi per tutti in Italia, soprattutto anche nello sport e nel calcio, quindi dobbiamo pensare a lavorare, che con i sacrifici si raggiungono gli obiettivi, non con le chiacchiere ma con i sacrifici, quindi testa bassa, umiltà, lavoro, e ci aspetta una settimana importante perché, ripeto, il Mazzarrone che affronteremo domenica è una buona squadra, ha un obiettivo anche loro che si devono salvare come il Real Siracusa oggi, quindi ci aspettano 9 battaglie sportive, ma sono sereno e sono tranquillo perché è un grande spogliatoio, quindi con loro posso andare a fare la guerra perché i ragazzi sono straordinari. Che determinazione! Angelo Bognanni ha una determinazione fuori dal comune, soprattutto per queste categorie, e ci fa piacere perché è un allenatore che lavora moltissimo, è molto determinato e credo che poi alla fine possa raccogliere tutto quello che di buono, almeno sin qui, ha realizzato con questo Milazzo. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo e credo che sia anche giusto così perché loro stanno facendo veramente bene e poi, come ha detto nell'intervista, sono trascinati e supportati da tutto l'ambiente. E tu lo conosci bene, per cui insomma, quando arrivano sì. questi risultati ed è giusto è un giocatore in più. che la squadra risponda in questo modo, perché credo che indipendentemente da quello che possa essere il risultato finale del Certo. campionato, questi ragazzi secondo me venderanno cara la pelle fino alla fine. E ci piacerà soprattutto poi vedere un grande scontro diretto dove ancora una volta è il calcio a trionfare. Abbiamo chiuso la puntata, l'ultima battuta la facciamo su questa Regina Mundi che si appresta ad affrontare questa seconda parte del girone di ritorno, probabilmente con la consapevolezza che può fare e deve fare di più, però già contenti quantomeno di aver raggiunto un obiettivo, almeno quello dei playoff. Ma guarda, la consapevolezza e l'ambizione di una persona, di un allenatore deve essere sempre alta, altrimenti fai un altro lavoro. Quindi quella c'è e non manca. Quindi fin quando saremo presenti dentro daremo il massimo. Ma i ragazzi sono d'accordo su questa tua ideologia, del fatto che se non c'è la determinazione non arrivano i risultati, oppure hanno già mollato l'idea di raggiungere una posizione importante o un primo o un secondo posto? No, io alleno un gruppo di ragazzi importanti che tra l'altro hanno già vinto dei campionati per tempo, quindi sanno cosa ci vuole bene per ottenere dei risultati. Hanno quell'equilibrio giusto. Poi da lì bisogna che si assemblino determinate componenti per raggiungere gli obiettivi. Bene, allora io ti auguro un buon proseguo di stagione, speriamo di vederci presto e soprattutto in bocca al lupo per una stagione che comunque in questo momento è certamente lo stesso da incorniciare. Ma io ringrazio voi per l'invito e crepi il lupo per tutto quanto, è sempre un piacere essere presenti quando ricevo queste chiamate da parte vostra. Grazie a Gabriele Cipolla, allenatore della Regina Mundi, grazie per essere stati con noi. Noi chiudiamo qui la nostra puntata, vi diamo appuntamento fra 7 giorni precisi, sempre sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta visitare la nostra pagina Facebook Penalty oppure eventualmente anche il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Appuntamento alla prossima settimana.